Nel 2009 si sono registrati 32 casi di persone finite nella trappola micidiale dell'usura. Nel 2010 hanno raggiunto quota 58. In un anno le denunce sono quasi raddoppiate e sale la preoccupazione per un fenomeno che con la crisi economica rischia di prendere ancora più piede. Una situazione che può esplodere a giugno con il pagamento delle tasse. I primi 4 mesi del 2011 rispetto al 2010 per le famiglie c'è un aumento del 187% di richiesta di finanziamenti, perciò solo da questo dato si evince che il problema è abbastanza grosso e per le imprese siamo nell'ordine del 120%. Il dato che fa tremare è emerso da un'indagine della Casa Artigiani Veneto. La punta dell'iceberg deve ancora arrivare. Il prefetto di Venezia spiega che bisogna tenere alta la guardia, anche se nei primi 5 mesi di quest'anno il numero dei casi si è fermato a 7. Se sono dati limitati perché effettivamente il fenomeno va a diminuire o se sono dati limitati dovuti al fatto che chi poi viene preso nelle maglie dell'usura poi ha difficoltà e ha paura di denunciare. Fra l'altro il prefetto sottolinea come il fenomeno assomigli sempre meno a quello tradizionale dell'usuraio di quartiere, mentre si sta consolidando sempre più come reato associazionistico. Fra i primi firmatari del protocollo antiusura l'ABI. Il protocollo prevede la costituzione presso le prefetture di osservatori provinciali che lavoreranno in stretta sinergia con il nucleo di valutazione del mini pool anti-racket e anti-usura. Cercare di andare incontro a chi è in un momento di particolare difficoltà in modo da evitare che possa essere catturato nella spirale dell'usura.